Noi prepariamo dei ragazzi che in 3 giorni si devono giocare 3 gare di fila, devono essere tosti, devono essere determinati, devono essere gruppo, però per far sì che acquisiscano dei principi di gioco ben definiti serve una continuità di lavoro che lì non puoi dare. Quindi devi trovare il giusto adattamento tra quella che è la tua metodica e quelle che sono le esigenze di un torneo che è completamente diverso da quello che può essere il passaggio di un campionato. Facci un giro, versano un po' di Benvenuti all'11ª puntata del nostro podcast Facci un giro. Ne approfitto come sempre prima di presentare l'ospite di oggi per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube Facci un giro. Impiegate 1 minuto del vostro tempo, ma per noi è molto importante. Passo subito a presentare appunto l'ospite di oggi, che è Giuseppe Cantara. Ciao, buonasera e grazie dell'invito. Intanto benvenuto. Grazie. Siamo molto contenti di averti ospite. Giuseppe Cantara, io ti definirei calciofilo a tutto tondo. Sei un allenatore, sei stato calciatore, quindi pallone a tutto tondo. Solitamente la prima cosa che chiedo agli ospiti è come hanno iniziato. Tu qual è il primo ricordo che hai legato al pallone? Ma parli naturalmente anche dell'ambito da calciatore? Sì, proprio i primi approcci. Il primo ricordo sono proprio i primi passaggi che ho fatto da ragazzino a Ozieri nella mia città, con la prima società che oggi purtroppo è sparita, che era l'Aurora, e io ho cominciato lì a dare i primi calci per poi passare alla seconda squadra di Ozieri, che era la Frassati, con la quale sono cresciuto. Praticamente è stata un po' la mia seconda casa fino ad arrivare a un'età di 20 anni, dove poi ci fu la fusione con l'Ozierese, sparì la Frassati credo intorno a fine anni 80, e da lì poi ho proseguito il mio percorso con l'Ozierese fino a raggiungere il massimo livello che abbiamo raggiunto, è stato il campionato interregionale. Hai parlato dei nomi di diverse società. Ti voglio chiedere una curiosità che ho sempre avuto da vicino di paese, diciamo così. Ozieri ha sempre avuto una grande storia calcistica, però ha sempre avuto tantissime società, che ricordi io, la Frassati, il San Nicola, che poi è diventato Mesuerios, l'Ozierese. Da Ozierese appunto, perché è così difficile unire in un unico gruppo un patrimonio calcistico così importante? Ma diciamo che Ozieri al periodo di cui ti parlo io ha avuto tante risorse. In quel periodo era una città molto viva, dove comunque c'era un'attività calcistica abbastanza diffusa, con tanti ragazzi, quindi diciamo che cadeva quasi in maniera naturale avere più società. Poi è chiaro che la società di punta è sempre stata l'Ozierese, però l'Ozierese in quel periodo non sarebbe stata, secondo me, all'altezza di poter gestire, all'altezza, parlo numericamente, di poter gestire tutti i ragazzi che facevano attività calcistica. Quindi altre 2 società come la Frassati e l'Aurora riuscivano a completare, diciamo, anche da un punto di vista organizzativo, e far sì che tutti i ragazzi che in quel periodo facevano calcio potessero esprimersi. Allora il campo non era neanche l'attuale Angelo Masola, si parlava anche del vecchio campo del San Michele, dove ci si divideva l'attività settimanale, 2 giorni l'Ozierese, 2 giorni la Frassati, poi l'Aurora subentrava nelle ore serali. E in quel periodo 3 società ci stavano tutte. Ora le cose sono un po' cambiate, ci sono anche adesso 3 società che secondo il mio punto di vista ci stanno per far sì che tutti facciano attività, però probabilmente per far sì che una società sia davvero forte bisognerebbe unire un po' le forze e magari riuscire a organizzare in maniera un po' diversa la situazione, ma non è facile. Anche perché prima i ragazzi erano molto più numerosi, lo vediamo nelle classi scolastiche, sì, quindi giustamente da gestire era un flusso di bambini e ragazzi molto più ampio rispetto adesso. Eravamo tantissimi, ricordo già io quando cominciai all'Aurora c'erano tantissimi ragazzi, altrettanti alla Frassati, altrettanti all'Ozierese. Oggi le cose sono un po' cambiate, però come dici tu, magari riuscendo ad unire un attimino le forze
anche lo Zierese potrebbe riuscire a trovare una dimensione leggermente superiore a quella attuale. A quanti anni hai deciso, in che momento della tua carriera da calciatore, che avresti voluto fare l'allenatore? Ma diciamo che ce l'ho sempre avuto in testa, nel senso che già da quando giocavo mi incuriosivano molto le sessioni di allenamenti, le fasi anche in cui gli allenatori preparavano la partita. È sempre stata una curiosità che è cresciuta sempre di più in me, fino ad arrivare all'età, quasi alla soglia di 30 anni. Sono riuscito ad acquisire il patentino di terza categoria nel 97, se non sbaglio, 96-97, quindi un po' prima dei 30 anni, e da lì lo Zierese mi offrì subito la possibilità l'anno seguente di poter cominciare questo splendido percorso, che poi piano piano mi ha portato a fare delle esperienze sempre più importanti in ambito dilettantistico. Ricordi la tua primissima esperienza da allenatore, le sensazioni? Assolutamente, la ricordo perfettamente, perché si trattava di un'esperienza fatta con lo Zierese, nella quale rivestivo il doppio ruolo di allenatore e giocatore. Allora sì, era un qualcosa abbastanza usuale, con una squadra bellissima di amici in primis, perché erano tutti dei miei compagni di squadra, facemmo benissimo tra l'altro, però a fine anno ci fu una piccola delusione per me, perché forse la società mi riteneva ancora un po' inesperto e non ci fu la conferma. Quindi io andai a fare esperienza a Bitti, in un paese bellissimo dove conservo dei ricordi straordinari, non solo da un punto di vista sportivo, perché poi andammo anche a fare una categoria superiore, perché la Bittesi all'epoca faceva l'eccellenza, ma ricordi anche da un punto di vista prettamente umano, e tuttora ho tantissimi amici e ogni volta che torno lì è sempre un piacere. Sono famosissimi i terzi tempi della Bittese, con cene lunghissime. Sì, non solo della Bittese, però sì, io li ricordo particolarmente. Sì, no, hai perfettamente ragione, però con me succedeva un po' un piccolo contrasto da questo punto di vista, perché io andavo sempre via subito e loro da questo punto di vista si risentivano sempre un po', però ripeto, fu un'esperienza calcistica e umana davvero speciale. Quanto è difficile, tu hai avuto l'opportunità di essere calciatore e allenatore in contemporanea, diciamo, quanto è difficile staccare i panni del calciatore e mettersi in quelli dell'allenatore? Perché tutte le difficoltà soprattutto che incontrano adesso, diciamo, molti non fanno neanche la gavetta, smettono di giocare, parlo di livelli dei professionisti, e subito hanno un'occasione in panchina che magari uno che non ha giocato ad alti livelli si deve guadagnare mangiando pane duro nelle categorie minori. Certo. E le più grandi difficoltà che solitamente incontrano è svestire i panni del calciatore e mettersi quelli dell'allenatore, che tu puoi confermare che sono due cose totalmente diverse. Sono due cose completamente diverse. Ripeto, il primo anno io sono stato un attimino agevolato, perché mi hanno dato una mano i miei giocatori, che erano anche i miei amici tra l'altro, e in più lì ho avuto la collaborazione di una figura che io ritengo importantissima, di un giocatore, di un grandissimo calciatore, oltre che una grandissima persona, che il primo anno collaborò con me, che si chiama Filippo Fele, che per me è uno dei giocatori più forti che io abbia visto a livello dilettantistico in Sardegna, quindi avevo il suo sostegno, che per me è stato utilissimo. Poi per quanto riguarda svestire i panni da calciatore in funzione di quelli di allenatore, è una cosa che ci devi entrare veramente nel ruolo, perché sono due cose diverse. L'allenatore prevede che tu sia un decisionista, devi prendere delle decisioni, lo devi fare in maniera fredda, lo devi fare in maniera distaccata, e per far tutto questo ci vuole anche dell'abitudine, non è facile farlo subito, si può sbagliare anche una volta che hai un briciolino di esperienza. Quanto è difficile allenare? Tu l'hai sottolineato come una cosa che ti ha aiutato, però quanto è difficile anche prendere delle decisioni e magari dover lasciare fuori un amico o spiegarle magari poi nel post partita insieme? No, allora, guarda. Qua stiamo entrando in un argomento delicato, perché purtroppo, e questa è una delle cose brutte del ruolo di allenatore, nel mio caso si sono raffreddate anche delle amicizie di tanti anni, che poi piano piano siamo riusciti a ricucire, ma non in maniera totale. E questo è un aspetto brutto. Come ti ho detto prima, l'allenatore è un decisionista, ma quando tu prendi delle decisioni e lo fai in maniera fredda e razionale in funzione del bene della squadra, fai sempre scontento qualcuno, e lì qualche rapporto rischia di incrinarsi. Non dovrebbe essere così, però purtroppo questo succede. Anche perché quando uno prende delle responsabilità va incontro comunque a delle reazioni. Certo.
che per chi è stato calciatore, tu lo sai, star fuori magari non è mai bello e giustamente un calciatore pensa da calciatore, l'allenatore deve pensare da tecnico. Assolutamente, cioè, è un passaggio particolare questo. Spesso e volentieri i rapporti non si riesce a tenerli nella maniera in cui magari sono sempre stati, proprio a causa di queste decisioni che spesso e volentieri non vengono accettate nella dovuta maniera. Hai parlato dello Zierese, che è stata la tua prima esperienza, ma tu sei tornato diverse volte sulla panchina, diciamo, del tuo, come lo posso definire, Ozieri? Città, paese? Una piccola cittadina, una via di mezzo. Quanto è difficile allenare la squadra della propria cittadina? Allora, è una cosa bellissima da un punto di vista emozionale, perché ti senti di rappresentare la squadra della tua città, ed è una cosa stupenda, però è un po' complicato nella gestione dei rapporti, perché comunque lavori in un ambiente dove conosci tutti, anche fuori dal campo, e proprio in funzione di quello che ti dicevo prima, tu devi prendere delle decisioni, le decisioni a volte finiscono per scontentare qualcuno, e farlo in un ambiente dove conosci un po' tutti diventa a volte un qualcosa che ti mette in difficoltà, quindi devi essere pronto anche ad accettare delle reazioni non positive da persone che conosci, e a me è successo anche allo Zierese. Purtroppo, come ti ho detto prima, ci sono delle persone con le quali i rapporti si sono raffreddati a causa del fatto che io mandavo avanti le mie decisioni in funzione di quello che pensavo fosse la cosa giusta. Ecco, quindi questo diciamo che è un aspetto un pochino che a volte ti lascia un po' l'amaro in bocca. Stavamo chiacchierando prima e abbiamo parlato di quanto sia importante fare un'esperienza al di là, diciamo, della comfort zone del proprio paese, della propria cittadina. Tu hai avuto diverse esperienze fuori, raccontaci le principali o anche tutte. Sì, ne parlo molto volentieri. Intanto devo dire grazie allo Zierese che nel 2015 tramite un gruppo di ragazzi, che poi erano i ragazzi che giocavano, lo Zierese in quel periodo stava affrontando il momento più difficile della sua storia, rischiava di sparire, un gruppo di ragazzi l'ha rilevata, che poi erano i giocatori, e hanno scommesso su di me, che venivo da un periodo dove in quel momento ero già diversi anni che ero rimasto inattivo, e quindi in un momento difficilissimo siamo riusciti a fare 3 anni splendidi, quindi è stata un'esperienza veramente bellissima che conservo veramente nel mio cuore con tantissimo piacere. Dopo quei 3 anni è arrivata la chiamata dell'Ossese, sentivo che era arrivato il momento per me per un piccolo salto di qualità. L'Ossese era una società in crescita, giovane, ambiziosa, che voleva far bene, ha scommesso su di me, e anche quelli sono stati 3 anni splendidi, interrotti purtroppo dal periodo della pandemia. Abbiamo veramente rischiato di fare grandissime cose, perché abbiamo vinto il campionato di promozione con un gruppo favoloso di giocatori che ricordo tutti con grandissimo piacere. Ossi per me è una seconda casa, ogni volta che vado lì è una festa, mi vogliono molto bene. Sono stati 3 anni che mi hanno dato tantissimo in termini sportivi, ma anche da un punto di vista umano, e quindi è stata un'esperienza favolosa. Poi da lì c'è stato l'anno di Nuoro, che lo ritengo calcisticamente un anno straordinario, perché ho avuto la fortuna di avere un gruppo di giocatori di grande livello che mi hanno seguito con tantissima passione, entusiasmo. Purtroppo l'unico neo è stato che in quel periodo la società si è trovata un po' in difficoltà. È stato un anno difficile sotto tanti punti di vista, però devo dire che i dirigenti sono stati molto sinceri con noi, ci hanno parlato chiaro, ci hanno confidato le loro difficoltà, e nonostante quello siamo riusciti a guadagnare un 4° posto, pari merito col Taloro, abbiamo fatto i playoff. Ci sarebbe stato da andare avanti con quel progetto, ma non fu possibile perché quella società poi non era in grado di proseguire a certi livelli. Comunque Nuorese Club con grande storia. Una società bellissima, una città splendida, una tifoseria appassionata per la squadra, tra l'altro una piazza che sa riconoscere anche il calcio a certi livelli. Quindi sono molto legato alla Nuorese perché io ci sono stato anche un anno da calciatore e poi ne sono stato allenatore, quindi sono orgoglioso e fiero di aver rivestito quel ruolo in una società così importante. E poi da lì naturalmente c'è stata la chiamata del presidente Secchi in un'altra società storica. Perché il Tempio è qualcosa di straordinario dal punto di vista sportivo e anche da un punto di vista umano, perché c'è una città che è veramente innamorata della squadra. Quello che mi ha colpito di Tempio è che
veramente i tempiesi vedono il Tempio come un'espressione che li rappresenta a tutti i livelli, anche fuori dal calcio. Quindi bellissimo, 2 anni favolosi. Il primo abbiamo vinto il campionato, il secondo è stato un anno da grandi protagonisti, e ho visto proprio una tifoseria innamorata, proprio, forse a volte anche con un eccesso di amore che ti spinge a voler dare qualcosa in più, però esperienza bellissima, e tutte e 3 quelle che ho fatto fuori le conservo davvero con grande piacere. Qui abbiamo avuto ospite nelle precedenti puntate Giovanni Bulla, che attualmente gioca al Tempio, che è stato un tuo giocatore sia a Nuoro che a Tempio. Approfitto dell'assist intanto per chiederti qualcosa di Giovanni, perché so che ci tiene. Lui ha parlato molto bene di te, credo che tu l'abbia visto. Sì. E poi prima di chiederti di Giovanni, a lui ho chiesto come si vive sia il derby col Calangianus storico, sia il periodo, visto che a breve ci sarà il Carnevale di Tempio. Com'è per un allenatore dover gestire, oltre tutti i problemi che ha un allenatore durante un campionato, gestire il Carnevale? No, ma guarda, era una cosa che un po' ci spaventava anche a noi quando siamo andati al Tempio, però devo dire la verità, il Tempio è blindato come squadra, perché il Tempio è davvero una società organizzata, il presidente ci tiene tantissimo, il Tempio è una società di professionisti, quindi da questo punto di vista non c'è nessun pericolo per i calciatori, perché poi tra l'altro non ci sono calciatori tempiesi, parliamoci chiaro, i calciatori sono quasi tutti di fuori, ma sono ragazzi serissimi, sia quelli che avevo io l'anno scorso, ma conosco molto bene anche il gruppo di quest'anno, quindi da quel punto di vista la squadra, come ti ho detto prima, è blindata da quel punto di vista. Il derby col Calangianus è sentito nella giusta maniera dal Tempio, però credo che i tempiesi vedano molto più come derby quello con l'Olbia. Loro vedono, storicamente, in prospettiva vedono quello come derby. È una partita molto sentita anche quella col Calangianus, tant'è vero che l'anno scorso purtroppo ci sono state le 2 sconfitte in campionato, con molta amarezza. Ricordo l'ultima in casa, dove tra l'altro noi giocavamo una grande partita, però purtroppo il calcio è segnato agli episodi e la tifoseria lì sai, è innamorata della squadra, però certe sconfitte fa fatica a digerirle, tutto quello ha portato a uno stato d'animo in quel momento che insomma ha fatto prendere tu lo sai, anche a me un certo tipo di decisione, però fa parte del gioco, insomma ormai è acqua passata e va bene. Domenica ci sarà il derby e io mi auguro che il Tempio possa vincere questo derby, perché comunque io il Tempio ce l'ho sempre nel cuore. Anche domenica sono andato a vederlo ad Alghero, ho visto una grande partita, una squadra in grande salute, in questo momento stanno molto bene, c'è grande compattezza, vedo una squadra in grande fiducia e mi auguro che domenica possa fare il risultato. Adesso mentre parlavi mi è venuto in mente la classica intervista agli allenatori quando fanno i calendari della Serie A, affrontate alla prima tale squadra, le partite tanto li dobbiamo affrontare tutti, sono tutti uguali. Invece sono convinto che determinate partite, soprattutto i tifosi ma anche gli addetti ai lavori, un pochino le cerchino col bollino rosso, perché non è vero che tutte le partite sono uguali, qualcuna ha un peso specifico. Poi chiaro, i punti in palio sono sempre gli stessi, però qualcuna ha un peso specifico. Questa di domenica ha un peso specifico particolare, anche perché il Tempio viene da un periodo molto buono, io l'ho vista giocare ad Ossi, l'ho vista giocare a Alghero, è veramente in uno stato di grande salute, evidentemente c'è stato un grande lavoro, quindi questo ne va dato atto allo staff naturalmente, questa è una parte importante del campionato, una partita molto sentita che può trasmettere grandi stimoli e grandi certezze, che può dare grandi stimoli e grandi certezze alla squadra per la fase finale. Mi auguro che vada bene, perché lo merita la squadra, lo merita la società, lo merita il pubblico. Per introdurre la domanda su Giovanni, che annunciavo prima, lui ha raccontato di te che nella prima esperienza alla Nuorese lui purtroppo ha avuto un brutto infortunio e ha detto che tu hai scommesso su di lui, nonostante arrivasse da un'annata con un infortunio importante, la rottura del crociato. Assolutamente. Intanto per quella partita di Villa Cidro mi rimprovero sempre il fatto di non averlo sostituito un minuto prima, perché lui un minuto prima della rottura del crociato ha avuto uno scontro di gioco con un altro mio ex giocatore correttissimo, che è Andrea Corda, attualmente al Monastir. È uno scontro casuale naturalmente, io volevo tirarlo fuori, lui mi ha detto aspetta un attimino, però poi nell'azione seguente, allungando la gamba in maniera un attimino scordinata, è partito il crociato, e quello è stato
un episodio veramente brutto, però comunque lui fortunatamente è riuscito a riprendersi bene, ha lavorato tanto, si è impegnato, e lì avevo veramente due talenti naturali a Nur. Uno era lui, l'altro è Matteo Vinci, che attualmente gioca allo SESE, due giocatori, oltre che due ragazzi splendidi. Poi Giovanni l'ho voluto portare con me a Tempio perché ero sicurissimo che il ragazzo aveva le qualità per esprimersi e per far bene, come sta facendo attualmente. Sono contentissimo per lui, l'ho visto anche domenica, è sempre brillante, e mi auguro che possa fare anche qualche gol in più, perché i gol per uno che gioca nel suo ruolo sono importanti. E poi lui l'ha raccontato durante l'intervista che ci tiene particolarmente. Da quando è venuto ospite ha fatto 2 gol. Quindi Sì, gli ho detto sì, che sì. probabilmente il podcast No, ma porta bene. Io sono molto legato a Giovanni, gli voglio molto bene anche come ragazzo, perché è un ragazzo splendido, e mi auguro che faccia bene. L'ho invitato, quando abbiamo parlato in estate, a rimanere al Tempio, perché è dentro una società forte, in un presidente, una società, un ambiente che gli vogliono molto bene, e quindi ci sono tutti i presupposti perché lui faccia bene e possa continuare a crescere. Lui ha parlato di te, oltre che bene dal punto di vista proprio squisitamente tecnico dell'allenatore, anche del rapporto con i giocatori. Ne approfitto per chiederti quanto è importante la parte psicologica, la parte tolto il tecnico, proprio dei rapporti nella gestione di uno spogliatoio e di una squadra. Allora, la parte gestionale è fondamentale, però ti dico questo, che non è possibile riuscire a essere incisivo con tutti, perché non tutti sono uguali. Quindi se per alcuni giocatori il mio modo di essere come persona, di pormi nei rapporti, di comunicare, di cercare di interagire, può essere un qualcosa che va, per qualcuno può anche non andare, e mi è successo, per carità. Ecco, quindi tu devi essere bravo in una gestione di carattere generale. Poi naturalmente lo specifico è un qualcosa in più, dove puoi entrare in relazione con qualche giocatore. Come nella vita, Esatto, chiaramente non con tutti si come può... nella vita, diciamo che devi gestire una 20 giocatori più qualche altro che magari anche fa parte un po' del gruppo, eccetera, e devi cercare di essere bravo ed equilibrato in quelli che sono tutti i dettagli che possono essere relativi, diciamo, alla vita di spogliatoio, ecco. Lui ha anche raccontato della vittoria del campionato, che è stato un momento fantastico, e discutendo dicevamo che alla fine, quando si vince un campionato, non dico che non importi la categoria, però la vittoria di un campionato è una cosa enorme, perché è il completamento di un'annata di lavoro che parte dall'estate e dura per quasi tutto l'anno. Sì. Che ricordo hai di quel campionato e come... Della vittoria col Tempio? Sì. Beh, un ricordo bellissimo. Poi vincere un campionato col Tempio, attenzione, ha un peso specifico particolare, perché stai vincendo in una piazza importante. Il Tempio abituata a palcoscenici. Il Tempio è una delle prime importanti. 3, 4, 5 società che ci sono in Sardegna, per blasone, per storia, per tradizione. Quindi poi noi in quell'anno, il presidente, quando mi ha chiamato al Tempio, mi ha chiamato espressamente per vincere il campionato. Io gli ho detto, giusto per non mettere pressione. Esatto, io gli ho detto, guarda, noi ci proviamo. Noi gli ho detto, no, non ci devi provare, ci devi riuscire. Me l'ha detto esplicito. Quindi è stato un campionato dove avevamo anche tanta pressione addosso, anche perché l'anno prima il Tempio era arrivato secondo, ed era arrivato secondo dietro il Calangianus, quindi c'era ancora una situazione che andava digerita. Ecco, quindi noi siamo arrivati in un momento dove dovevamo vincere a tutti i costi, e non era un campionato semplice, perché avevamo degli avversari importanti. Prendi l'Usinese ad esempio, lo Stintino, il Bonorva, che avevano costruito delle squadre importanti, però poi alla fine siamo riusciti a vincerlo bene, anche con qualche domenica d'anticipo, ed è stata davvero una grandissima festa per tutta la città di Tempio. In questo momento non stai allenando un club, ma sei stato nominato come selezionatore della rappresentativa regionale di categoria? Under 19 Juniores. Ok. Quali sono le più grandi differenze? Io ricordo sempre un'intervista, adesso mi sfugge, lo volevo dire in fretta e mi sfugge il nome dell'allenatore, lo dicono anche in tanti di Conte, che quando uno allena una nazionale, che può essere equiparata a una rappresentativa, gli
gli manca il lavoro quotidiano, perché chiaramente i raduni, come i raduni delle nazionali, non sono il lavoro quotidiano che si può fare in un club tutta la settimana. Come la vedi da questo punto di vista? Allora, intanto devo dirti che è un'esperienza che ho voluto fare, perché credo che dentro il percorso di un allenatore fare questo tipo di esperienza sia un qualcosa di aggiuntivo, davvero molto bello, di rappresentativo, e sono orgoglioso che il comitato regionale mi abbia chiamato per questo ruolo. Per quanto riguarda l'aspetto del lavoro che mi chiedevi, è una cosa completamente diversa, tanto è vero che gli allenatori delle nazionali prima si faceva il classico raduno giornaliero, adesso fanno gli stage anche per poter allenare di diversi giorni. Noi non alleniamo, è stato un lavoro da fine novembre fino a gennaio, quasi primi di febbraio, solamente di tipo selettivo. E quindi siamo andati a vedere dei ragazzi, abbiamo fatto osservazione, analisi e abbiamo cercato di scegliere, che è un qualcosa di non semplice, perché li vedi poco, li vedi a volte anche in ruoli che non sono i loro, e quindi l'augurio che ti devi fare è quello di sbagliare il meno possibile. Adesso abbiamo fatto l'ultimo raduno avantieri, siamo riusciti a fare un po' di lavoro, però giusto le linee guida principali, perché tu parti con 1000 propositi, però poi ti rendi conto che quello è un lavoro diverso. Noi prepariamo dei ragazzi che in 3 giorni si devono giocare 3 gare di fila, devono essere tosti, devono essere determinati, devono essere gruppo, però per far sì che acquisiscano dei principi di gioco ben definiti serve una continuità di lavoro che lì non puoi dare. Quindi devi trovare il giusto adattamento tra quella che è la tua metodica e quelle che sono le esigenze di un torneo che è completamente diverso da quello che può essere il passaggio di un campionato. Quando è il periodo in cui partirete? Allora, noi andremo in Sicilia dall'11 aprile, giocheremo i primi 3 giorni, dovendo passare il primo turno, il tutto si allungherebbe fino al 18, data finale del torneo, del TDR. Poi naturalmente ci sarà un secondo torneo che prevede per i sottoquota del 2007, si chiama Torneo Bresci e verrà giocato in Toscana a giugno, quindi noi saremo impegnati in questi 2 tornei. Quanto è importante rappresentare la Sardegna? Perché ricordiamo che in quelle occasioni voi rappresentate l'intera regione, il meglio, diciamo, della regione Sardegna. Allora tu lo devi vivere con un grande spirito identitario, questa è la base, perché se tu non senti questa motivazione allora non puoi ricoprire questo ruolo. È fondamentale che tu senta veramente dentro il fatto di rappresentare la tua regione, la tua isola in questo caso, nella maniera migliore possibile. Quindi noi battiamo molto sull'aspetto motivazionale con i ragazzi. Chi viene deve avere innanzitutto questo tipo di motivazione, quindi sentire il fatto di rappresentare al meglio la tua regione da un punto di vista sportivo deve essere un motivo di orgoglio che ti spinge a dare il meglio di te stesso. Anche perché la Sardegna storicamente fa un po' di fatica, anche perché proprio per una constatazione numerica esatto, sì. Si può attingere da molti meno calciatori rispetto a regioni molto più grandi assolutamente. della Guarda, nostra. ti do un po' di dettagli. Ad esempio, noi siamo inseriti nel girone A3 con Umbria, Toscana, Piemonte. Tu pensa che in Toscana e in Piemonte ci sono 2 gironi di eccellenza dove ci sono i fuoriquota, quindi loro avranno la possibilità di avere una ventina di giocatori o giù di lì, regione per regione, che giocano sistematicamente in eccellenza. A fronte di questo invece noi in eccellenza non possiamo praticamente prendere quasi niente, perché essendo stato tolto il vincolo in eccellenza ormai non giocano più i giovani, quindi abbiamo giusto qualche ragazzo che può essere qualche ragazzo del Carbonia, qualche ragazzo della Ferrini, ma in termini di 2-3 giocatori che ogni tanto giocano, non c'è una presenza fissa, quindi da questo punto di vista siamo penalizzati, però noi dobbiamo sempre pensare positivo e cercare di far quadrare il cerchio. Noi, il nostro bacino d'utenza è diventato il campionato di promozione, che è una categoria inferiore, però ci sono lo stesso tanti giovani validi che stanno giocando e che sicuramente terranno alto il nome della Sardegna nel prossimo TDR. L'annata che dovrai selezionare sono 2006/2007, però diciamo che il 70% sono 2006.
Giusto per dare un dato, i 2006 sono nati quando l'Italia ha vinto il mondiale. Dopo aver vinto quel mondiale, il calcio italiano a livello di nazionali, l'unico picco è stato l'Europeo con Mancini, ma è 2 edizioni che l'Italia non partecipa ai mondiali. Cosa ne pensi del sistema calcio in Italia? Ti faccio questa domanda perché poi analizzeremo anche, hai nominato prima il vincolo, è notizia di poche ore fa che è stato reintrodotto il vincolo obbligatorio per i fuoriquota in eccellenza. Ma analizzare il calcio a livello nazionale con tutte le sue dinamiche è un argomento molto complesso. Ti dico che non è semplice trovare delle soluzioni, perché capisco che entrano in ballo tanti di quegli interessi che partono anche dal punto di vista economico. Sicuramente c'è stata una problematica che è emersa tantissimo a livello nazionale, perché attualmente non riusciamo più a produrre tutta quella serie di talenti e di giocatori di alto livello, a livello voglio dire internazionale, che ha sempre caratterizzato il calcio italiano. Però è anche difficile trovare le vere motivazioni. Sicuramente c'è un avvento di stranieri che influenza molto anche il calcio dilettantistico, quindi oggi probabilmente si fa più fatica anche a far sì che i giovani nostrani, chiamiamoli così, possano trovare spazio anche. Tu prendi il calcio regionale, ad esempio, l'avvento di tantissimi stranieri, molti si lamentano, però purtroppo il mondo sta cambiando ed è un fenomeno che non puoi neanche frenare più di tanto, quindi è possibile che questa possa essere anche una delle motivazioni che porta poi a far sì che anche a livello grosso, diciamo così, nei professionisti ci possa essere stato un indebolimento un attimino di tutto quello che è il sistema che caratterizza il fatto che possano esplodere dei giocatori importanti di livello nazionale. Hai detto tu dell'avvento degli stranieri. Prima eravamo abituati a vedere i calciatori stranieri solitamente nelle categorie professionistiche, al massimo la Serie D e qualcuno in eccellenza. Adesso si guarda il campionato di seconda categoria, sì. Sono argentini, brasiliani, un po' di tutto, ovunque, a discapito forse del giocatore magari locale con un po' meno di talento. Qual è la forbice corretta della serie? Vale la pena sacrificare un ragazzo del posto, magari che non ha lo stesso talento, per comunque giocare un campionato di seconda o prima categoria, che in termini di appeal non è l'eccellenza o la Serie D, dove si sta giocando qualcosa di più, non vorrei dire di più importante, perché comunque il calcio è rispettabile dalla Serie A alla terza categoria. Sì. Però ne abbiamo parlato anche prima mentre chiacchieravamo, il problema è che poi nessuno più nei paesi si spinge a praticare calcio. Sì, è vero. Secondo me la verità sta un po' nel mezzo. È vero che diciamo sono arrivati tantissimi stranieri, però è anche vero che probabilmente anche da un punto di vista numerico non ci sono più quel numero di ragazzi validi all'interno dei vari paesi, cioè è un po' sceso il livello sia da un punto di vista qualitativo, e qua entra in ballo il fattore strada. Quando si giocava per strada, che tu acquisivi un talento naturale in maniera proprio automatica, ma anche da un punto di vista numerico. Come ti dicevo prima, noi Auzieri avevamo 3 squadre, tutte e 3, 100 ragazzi da una parte, 100 qui, 100 lì. Oggi i numeri sono nettamente scesi, quindi spesso e volentieri certe società anche numericamente non riescono col prodotto locale magari a organizzarsi per la loro squadra, voglio dire, locale. Quindi a volte lo straniero diventa un'esigenza. È chiaro che tutto sta nel gestire questo passaggio nella giusta misura, perché ad esempio faccio l'esempio della Paulese, con la quale noi abbiamo fatto l'amichevole qualche giorno fa con la rappresentativa. È una squadra che fa la prima categoria e anche lì ho visto che hanno tanti stranieri, però per capire bene il fenomeno bisogna entrare dentro le dinamiche, capire
cosa può offrirti quel paese o i paesi limitrofi, se ci sono i presupposti per far sì che quel tipo di squadra possa alimentarsi dal territorio o meno. Ecco, quindi Certo. sono tutte situazioni che andrebbero analizzate singolarmente per poi capire effettivamente se sia giusto o meno che arrivino così tanti stranieri. Tornando alla regola del fuoriquota, è una domanda che ho fatto praticamente a tutti i personaggi che sono venuti ospiti a Facci un Giro, ovviamente legati al mondo del calcio. Come dicevo prima, parliamo di poche ore fa, è uscita la notizia che dopo averla tolta per quest'anno senza obbligo di fuoriquota Per l'eccellenza. sì, dal prossimo anno invece è stata reintrodotta. Tu che pensiero hai? Sei favorevole, contrario, e perché per un motivo e perché per un altro? Allora, guarda, il motivo è molto semplice. Io ho sempre pensato che uno dei principi dello sport che devono alimentare, insomma, il fatto che un atleta vada in campo o meno sia il merito. Quindi, detto questo, dico che io sono contrario, ma lo dico naturalmente in maniera molto serena, a qualsiasi tipo di forzatura, perché facciamo l'esempio dei 2006, che il prossimo anno saranno fuori quota in eccellenza. Sono sicuro che le società andranno a prendere i 2006 per completare le varie rose, però con lo stesso principio attraverso il quale tu oggi fai giocare un 2006, un domani quel 2006 verrà sistematicamente messo da parte, cioè solo una minima parte di questi ragazzi continueranno a giocare, perché le annate successive li scalzeranno di diritto a favore del vincolo che ti impone di andarlo a far giocare. Ok? Quindi stiamo entrando in un ambito dove il merito viene messo da parte a favore di forzature che io ritengo che siano contrarie a un principio che invece dovrebbe regolamentare lo sport. Quindi Certo. sono contrario al vincolo. E questo... Poi scusa, poi non entro nelle dinamiche societarie che potrebbero avvantaggiarsi, quelli sono aspetti che però escono da quella che è la mia visione prettamente sportiva. Anche perché, se non ho letto male, penso di aver letto bene, sono state le società a scegliere. Sì. Se non ho letto male, solo 2 erano Attenzione, contrari. non sono state le società, sono stati i presidenti delle società. Presidenti delle società. No, questo per dire, perché i presidenti, non ce l'ho con loro, e io ogni tanto discuto col mio ex presidente, con qualche altro dirigente che ho avuto, loro fanno i ragionamenti in base a tante situazioni che riguardano l'assetto societario. Io parlo per un aspetto prettamente di campo, cioè un giocatore dovrebbe andare in campo esclusivamente per il merito. La parola merito comprende la serietà, la bravura, il rispetto per i compagni, c'è tutta una serie di presupposti. Quindi il merito dovrebbe regolare il fatto che uno giochi o meno, non un vincolo imposto per magari altre dinamiche che hanno magari una relazione col campo diversa. In una delle puntate scorse parlavamo con Gianni Spanu, Sì. e lui ricordava che un periodo la regola era ancora diversa, ovvero doveva giocare dall'inizio il fuoriquota, poi poteva anche essere sostituito, e ricordava che c'erano partite dove si batteva il calcio d'inizio, Sì, si sì. buttava la Le palla in ricordo fallo anch'io. laterale e si cambiava il portiere. Ne ricordo anch'io. Una cosa folle. Ha detto a volte capitava che si prendeva gol e non si faceva in tempo a cambiare, Sì, perché magari è vero. era un ragazzino che non era Portiere, abituato a magari giocare. lo cambiavano, Portiere. sì. Oppure cambi il portiere dopo un minuto per sorpassare una regola, e Sì. poi magari capita un infortunio, Sì, sei sì, costretto a ma giocare ricordo senza benissimo portiere. questo fatto, perché insomma succedeva quasi ogni domenica questo. Però adesso mi dai lo spunto. Ecco, io la vedrei sotto questi termini: più che imporre un vincolo, io darei un premio alle società che fanno giocare i giovani, ad esempio un tanto a minutaggio, perché se tu dovessi mettere un premio a presenza, magari uno ti fa giocare il giovane negli ultimi 2 minuti E Faccio prende un una esempio. presenza come uno che ne ha giocato. Invece il premio andrebbe sistemato nel fatto che in relazione ai minuti tu dai un premio alla società, oppure dai un premio aggiuntivo a chi li schiera dall'inizio. Ecco, comunque una formula che premia chi va a inserire i giovani in squadra, pur non essendo vincolati a farlo. Ecco, questa secondo me potrebbe essere un qualcosa
sulla quale si potrebbe ragionare. Credo che in qualche categoria in Serie C credo ci sia. Sì, credo. Sono giocatori, sì. Non so se un premio in denaro, uno sconto sull'iscrizione. Comunque, sì, la puoi formulare tu come meglio credi, però questa sarebbe una formula secondo me molto più in linea per far sì che in campo vada sempre chi merita. Anche perché lì c'è proprio il termometro della situazione. Sì. È vero, se tu fai giocare un ragazzo 80 minuti, ha giocato 80 minuti e a te ti concorrono tutti i minuti, come dicevi tu, una presenza potrebbe essere anche di pochissimi minuti. Tanto a minuto. Che poi credo che dei premi comunque esistano, perché ricordo che quando mi trovavo l'Ossese prese un premio perché riuscimmo a far giocare tanti giovani nell'arco della stagione. Però ripeto, questa potrebbe essere una formula anziché quella del vincolo. Il vincolo a me non piace. Ormai credo che per quest'anno lo dovremo ottenere. Come dicevi tu, questo potrebbe essere magari un po' utile in chiave rappresentativa, perché essendo obbligati a farli giocare uno riesce a vederli. Poi, come abbiamo sempre detto, alla fine conta il merito. Sì. Quanto è difficile per un allenatore che deve fare la formazione, magari ha in testa la sua squadra ed è brutto il termine costretto, ma di fatto è così, a dover far giocare un ragazzo che magari in quel momento neanche per demeriti, magari non è pronto, perché comunque non è semplice, cioè è un ragazzo che passa dalle giovanili o comunque da categorie inferiori a ritrovarsi a giocare nel calcio dei grandi, che è un altro mondo. A noi l'anno scorso è successo, noi abbiamo fatto volutamente la scelta del portiere, l'anno scorso l'abbiamo fatta con la società. Sono arrivati 3 ragazzi giovani che, devo dire la verità, per una parte del campionato si sono anche espressi bene. Tu tieni presente che noi fino a dicembre avevamo preso 9 gol, abbiamo subito 9 gol, eravamo insieme all'Ilva la miglior difesa. E i ragazzi che hanno giocato in porta, avevamo Trudaio del 2005, da Brosca al 2005, dei ragazzi giovani che non avevano esperienza a certi livelli, come tutti i giovani hanno avuto dei momenti nei quali sono andati bene e poi dove ci sono state delle flessioni. Quindi abbiamo corso i nostri rischi, a volte si è pagato dazio, però fa parte del gioco. Invece poi abbiamo avuto anche la fortuna di trovare un altro fuoriquota fortissimo, che tuttora è un pilastro del Tempio, che è Andrea Sanna, lo portiamo dall'Olbia, un 2003 che giocava come un veterano. Quindi anche in questo caso puoi avere la fortuna di azzeccare il giovane, oppure di avere un ragazzo che magari ti alterna delle prestazioni, ma quelle sono tipiche di ragazzi di quell'età. Spesso magari in eccellenza no, perché comunque già la categoria richiede comunque assolutamente un giocatore pronto. Spesso nelle categorie un po' più basse, magari la promozione, quando c'era in prima categoria, spesso categoria è un fuoriquota. Spesso il fuoriquota veniva messo esterno anche se magari era un attaccante, perché si pensava che gli facesse meno danno. Cercare sempre di me, però insomma non è la soluzione ideale. Oppure il portiere, perché se il portiere è bravo si presuppone che è davanti con una formazione di adulti. Io feci quella scelta l'anno scorso insieme al presidente, perché a Nuoro avevo avuto il portiere fuori quota, che era Congiunti, nel 2003, che arrivava dal Latte Dolce, ed era andato benissimo, quindi mi sono fidato e il ragazzo, ripeto, anche l'anno scorso ha alternato buone prestazioni ad altri momenti di flessione, ma negli ultimi anni ho sempre avuto dei fuori quota che hanno giocato sempre da grandi. Ti faccio gli esempi, ad esempio a Nuoro Bulla, Vinci, Piredda della Nuorese 2002, che anche lui purtroppo ha avuto un brutto infortunio al crociato, Romolo Puzzu, che adesso è il Calangiano su un punto fermo, grande giocatore, come tutti quelli dell'Ossesi, Varinurra, Muresu, tutta gente, Sabino, ragazzi nonostante l'età giovanissima, però già ragazzi validi. Certo. Ti volevo fare un'altra domanda, sempre relativa ai fuori quota. Come funziona in una società? Tu parli col presidente o con chi si occupa del mercato e chiaramente quando c'è l'obbligo soprattutto merce rara, perché non ce ne sono tantissimi, perché appunto abbiamo detto che il numero di partenza è tanto e bisogna cercare di accaparrarseli. Ora diciamo che l'Olbia ha dato anche una mano, come può essere l'Attores, che magari escono dalle giovanili di 2 squadre che hanno un settore giovanile importante e magari prima di fare il salto direttamente per chi ne avrà la capacità da loro, magari vengono mandati a fare esperienza in una categoria di adulti, ecco, non di... Pensi che questa possa essere un ulteriore aiuto
Cioè il fatto che escano dall'Olbia e vadano... Adesso ad esempio il buon periodo dell'Attores, forse non mi sono espresso bene, Sì. il buon periodo dell'Attores che comunque adesso è tra i professionisti e quindi Ok. gioco forza con una prima squadra che sta facendo così bene, piano piano anche la parte che arriva da sotto cresce e migliora. Può essere un aiuto per le società che magari fanno appunto l'eccellenza. Sì, perché dalla Torres comunque escono dei giocatori formati, stanno seguendo il settore giovanile in maniera sempre migliore, vedo che la Torres si sta organizzando sempre meglio, sono usciti anche da poco dei ragazzi in prestito, ad esempio noi abbiamo preso anche dei ragazzi che sono usciti dal settore giovanile della Torres. Sicuramente il movimento, se si riesce a crescere con squadre come Torres e Olbia, il movimento anche di quelli che sono sotto, dietro la prima squadra, non può che migliorare, quindi sicuramente c'è un vantaggio da questo punto di vista. Tra l'altro un ragazzo che è uscito dalla primavera della Torres è andato al San Teodoro, Puzzu, terzino sinistro, noi l'abbiamo convocato in rappresentativa, ancora non è arrivato perché ha un piccolo infortunio, però ne parlano molto bene. Ecco, questo può essere uno degli esempi di cui parlavi tu, ecco, che uscendo da una società importante va ad arricchire magari una società di eccellenza e tra l'altro può essere anche una risorsa importante, perché no, per le selezioni regionali. Quanto è difficile nel ruolo di selezionatore della rappresentativa rapportarsi con le società? Perché voi li avete, chiaramente quando vengono a fare un raduno li state magari togliendo a una società, e tu che hai vissuto entrambe le cose, in questo momento sei tu che li chiami e li valuti, ma sei stato anche allenatore a cui venivano tra virgolette sottratti per una o due sedute per... Allora adesso stai entrando in un argomento che è stato proprio trattato negli ultimi giorni, perché noi andremo a fare il torneo delle regioni, come ti ho detto prima, dall'11 al 18 aprile, che è un campionato, che immagino. che è una fase cruciale dei campionati, quindi le società che si trovano impegnate dentro obiettivi importanti, che possono essere quelli della vittoria del campionato, play-off oppure retrocessione play-out, è chiaro che stanno cominciando a fare dei ragionamenti. E in quest'ottica già in qualche raduno qualche ragazzo ha cominciato ad assentarsi, quindi stiamo cercando di aprire un dialogo e un rapporto di collaborazione con loro per capire entro quali termini noi possiamo contare sui ragazzi, perché capisco perfettamente che in quella fase potrebbero essere anche delle risorse che noi stiamo sottraendo alle squadre. È chiaro che si tratterebbe nel caso nostro di andare a saltare solamente una partita, che tu mi dirai potrebbe essere una partita decisiva. Bisogna trovare il giusto accordo con le società e capire entro in che termini loro possono darci la certezza di poter contare su questi ragazzi. Naturalmente ci vuole diplomazia, io ho la fortuna di avere degli ottimi rapporti con quasi tutti gli allenatori. Ti volevo chiedere, sì, tu li conosci tutti avendoli? Sì, soprattutto del girone nord, della parte nord della Sardegna, invece il girone del sud c'è il mio collaboratore Willy Moci, che è fantastico, perché lui lo stesso conosce tutti e ha una, non so se lo hai il piacere di conoscerlo, non di persona, ma però Willy è uno che si sa relazionare bene con tutti, quindi mi sta dando una grossissima mano da questo punto di vista, e mi auguro che alla fine si riesca a collaborare per avere tutti i ragazzi disponibili per il periodo, insomma, del torneo. Anche perché c'è come esempio, lo dico perché il torneo di Viareggio, storica manifestazione che si fa, è solitamente una rappresentativa dei dilettanti, i migliori giocatori dell'AD vanno a giocare. Sì, per quello dal campionato interregionale. Quindi penso la Tedolce, Cos potrebbero portare dei ragazzi lì. Sì, e la Serie D si ferma, sì. Non giocano quel Ma weekend infatti lì. Sarebbe stato auspicabile un turno di riposo per il 13 aprile per tutte le società, che purtroppo non c'è stato, e poi io sono andato a guardare il calendario, ci sono anche degli scontri abbastanza importanti. Ne parlavo da poco con il mio carissimo amico che è l'allenatore del Budusò, che è Ferruccio Terroso, con il quale siamo amici da una vita. Anche lui di Ozieri. Abbiamo avuto un piccolo scontro naturalmente amichevole, perché lui mi spiegava le sue esigenze di squadra e giustamente, insomma, da un certo punto di vista lo posso anche capire, però dovremo trovare la formula giusta per cercare di venirci incontro, ecco. Poi alla fine lì chi è che fa le pubbliche relazioni? Tu come allenatore, oppure a un certo punto magari anche la federazione? No, noi abbiamo dei collaboratori, dei responsabili. Però cosa succede? Che laddove tu puoi intervenire anche da un punto di vista, in teoria dovrebbe passare tutto attraverso un aspetto formale
dove chi ha il ruolo deve interagire nella giusta maniera, però dove si può, anche in maniera diplomatica, cerchiamo noi un passaggio intermedio. E i ragazzi cosa pensano? Io ti faccio il mio esempio, io ho allenato la rappresentativa provinciale e nei ragazzi, almeno negli anni che ho vissuto io, che erano i 2002 negli allievi e i 2005 nei giovanissimi, non vedevano l'ora di venire, perché è vero, la squadra dove si gioca anche con obiettivi, però la rappresentativa è sempre, viene vista come, io ho fatto prima un paragone chiaramente con proporzioni diverse della nazionale, però è comunque certo, una selezione dove dovrebbero esserci i migliori, la migliore espressione del territorio. Ma è una ciliegina sulla torta sulla stagione di un ragazzo. I ragazzi sono tutti motivatissimi, i ragazzi, se tu dovessi chiedere uno per uno, loro vorrebbero venire a fare questa esperienza, anche perché si tratta di un'esperienza fuori, di carattere nazionale, dove ti relazioni con altre... È anche proprio un'esperienza di vita. È un'esperienza di vita che comunque lascerà una traccia nel loro percorso calcistico e umano, quindi è importantissimo, sarebbe bello che tutti la facciano e sarebbe brutto invece sottrarre un ragazzo a questo tipo di esperienza. Però ripeto, non mi sento di colpevolizzare più di tanto neanche la società, perché ognuno, non dico che tiri l'acqua al suo mulino, perché è una maniera brutta, ecco, di sintetizzare il tutto, però è giusto che ognuno curi anche i suoi interessi, ecco perché in maniera abbastanza diplomatica, laddove si può, bisogna cercare di aprire un dialogo e di trovare delle soluzioni. Assolutamente sì. Non è mai bello fare classifiche, però hai il tuo podio di ragazzi più bravi che hai allenato. Per più bravi non parlo solo di talento, i 3 che ti sono rimasti impressi o che magari hai allenato ragazzi e poi sono cresciuti e sono andati a giocare magari in categorie più importanti. Tu parli anche dei grandi, naturalmente. Assolutamente sì. Guarda, il discorso delle scelte, quando tu fai dei nomi rischi inevitabilmente di lasciarne qualche altro, però sicuramente ci sono dei punti di riferimento che in ogni squadra comunque ci sono stati. Guarda, ne vorrei citare, a parte che cito tutti quelli dello Ziarese, quelli li cito tutti perché ce li ho nel cuore, forse perché sono miei concittadini, quindi dal primo all'ultimo quelli non me li deve toccare nessuno, perché è stata una squadra che mi ha dato tutto sotto tutti i punti di vista, quindi loro in primis. E poi ti parlo, per ad esempio, all'Ossesio ho avuto un leader come Antonio Cocco, che è stato un secondo allenatore in campo, una guida fondamentale per la squadra, come a Nuoro lo è stato Fabio Cocco, come al Tempio lo è Paolo Arca tuttora. Però ripeto, rischio di dimenticarne davvero troppi, quindi mi fermo qui ai 3 capitani delle 3 squadre e va bene così, ecco. Solitamente ci sono delle età dove si fanno i primi bilanci, ecco, tu sei comunque giovanissimo, ma sei partito da Ozieri allenando la squadra del tuo paese, sei finito ad allenare 2 club storici come la Nuorese e il Tempio, ma io vorrei citare l'Ossese, l'ho citata anche in una intervista di mister Pierpaolo Casu che allenava la Juniores, il mio grande amico che abbiamo avuto ospite. Certo. L'Ossese è una squadra che io ho conosciuto agli inizi e che piano piano è diventata una costante nel calcio sardo e tuttora è sempre lì a battagliare, a lottare. Coppa Italia, da poco sono andati anche a giocare con squadre del continente. Sì, col Montespaccato. Come partire, tu sei quello che proprio ha fatto la gavetta, è partito dal suo paese ed è arrivato ad allenare a livelli importanti in club storici e prestigiosi. Sì, ricordo il primo periodo a Ossi, perché sai, poi ti viene sempre il dubbio, perché vai in un posto, a Ossi già c'era un sacco di gente che veniva a vedere gli allenamenti, che guardavano, arrivavano qualcuno da Sassari, quindi... Ecco, scusa se ti interrompo, mi metto nei tuoi panni e dico... perché comunque c'è Sassari vicino dove c'è una marea di allenatori, come che qualcuno potrebbe pensare sono andati a pescare da Ozieri con tutti gli allenatori. Si venivano a guardare gli allenamenti, quindi all'inizio sai, poi tu entri nel ruolo, devi pensare a lavorare, devi fare il tuo. Devo dire che ho trovato un ambiente, una società che mi ha messo subito a mio agio, dei giocatori che mi hanno aiutato tantissimo, perché si sono appassionati ai metodi di lavoro, hanno capito che comunque volevo fare le cose seriamente, hanno creduto in quello che facevamo, quindi l'Ossese è stato veramente per me un piccolo trampolino di lancio, ma non solo, ripeto, da un punto di vista calcistico ma anche umano, quindi
per me è una seconda casa. Io vado spessissimo a Ossi e ho rapporti bellissimi con tutti, però quella è stata veramente un'esperienza che mi ha dato tantissimo, e allora gli devo davvero tanto. Non so se io abbia dato altrettanto in termini di quello che potevo. Io comunque ci ho messo tutto me stesso, sono stati 3 anni splendidi, primo anno vittoria al campionato, secondo interrotto dalla pandemia, eravamo secondi in classifica insieme al Castiadas era una squadra fortissima in quel periodo, e poi terzo anno che ho dovuto interrompere prematuramente per un problema di carattere di salute, che mi sono dovuto fermare per un periodo. Però ripeto, un'esperienza fantastica. L'Ossese mi ricorda sempre Riccardo Fancello, perché nell'esperienza con la rappresentativa la provinciale il primo anno era Olbia, Gallura, diciamo, sì. Gallura Tempio contro Sassari, chiaramente bacino d'utenza. Riccardo con quei capelli Riccardo, il nostro avversario, sì, era sì. già un giocatore fatto sì. e finito, tant'è che poi io sono molto... adesso non mi viene l'aggettivo, cioè vedo un viso e mi ricordo, anche se lo vedo dopo 10 anni, chi è, che cosa ha fatto. Poi lui l'ho sempre seguito e ho visto che... Ma lui si riconosce. Guarda, di Riccardo ti racconto un piccolo aneddoto. Io quando sono arrivato a Ossi, lui era un allievo, tra l'altro allenato da un carissimo amico che è Lorenzo Galanti, ex portiere del Sennio, una persona splendida. Però Lorenzo giustamente voleva tenerlo con gli allievi e io volevo portarlo in prima squadra, quindi cominciamo un piccolo braccio di ferro con lui è una persona diplomatica, gli dice no, Riccardo viene con noi, ma non è pronto, ma sai, ma qua alla fine ho forzato la mano con la società e si era creato un piccolo attrito, me lo portai in prima squadra e poi Riccardo è esordito con me, è diventato oggi un pilastro dell'Ossese, giocatore. Sì, ma giocatore potrebbe forte. Essere lo stesso anno, perché erano allievi, lui era un allievo, 2002. In confronto non me ne vogliono i nostri, che erano anche fisicamente, lui era già un giocatore, avevano un portiere, se non ricordo il nome, lui deve gente che un attimino disciplinarsi nelle letture anche da un punto di vista tecnico, però sull'uomo è un giocatore fortissimo, è un ragazzo splendido e poi rappresenta il fatto che lui è di Ossi e comunque è un giocatore, una bandiera, ben voluto da tutti, sì, ha già vestito diverse volte anche la fascia di capitano. Parlavamo di bilanci, adesso hai questa esperienza con la rappresentativa, quanto ti manca la panchina e quanto senti ancora di poter e voler dare? Cioè qual è l'obiettivo che ti poni? L'obiettivo è adesso finire bene questa esperienza e poi sicuramente io mi sento tantissimo un allenatore di campo tutti i giorni. Per me quello è il pane quotidiano, è la linfa vitale che ti mantiene proprio vivo e pieno di entusiasmo. Per me il lavoro di campo è tutto. Anche l'altro giorno abbiamo fatto un'ora di lavoro con la rappresentativa, mi sono rivitalizzato, l'ho detto al mio collaboratore, io mi rivitalizzo dentro un campo di calcio, con le piccole cose di ogni giorno, quindi quello mi manca tanto. Ecco, il ruolo dell'osservatore, del selezionatore è un qualcosa di bello che però non mi dà tutto quello che mi dà il lavoro fatto sul campo. Certo, è bello perché comunque intanto è un riconoscimento del lavoro, perché sì. non è a tutti che capita certo. di guidare la rappresentativa sarda, e soprattutto come hai detto tu, chi è abituato a lavorare tutti i giorni sul campo, ti piace, lo fai, bellissima esperienza, però dopo un po'... Sì, io vengo da diversi anni dove tu pensi dal martedì al sabato, tutti i giorni al campo, a volte anche mattina e sera, e quindi passi a un anno che è completamente diverso. Diciamo che magari devi vedere sempre l'aspetto positivo, ti rivitalizzi sotto tanti altri aspetti, mentale, fisico, sto facendo tante cose che prima non avevo il tempo di fare, anche pensando a me stesso, sotto tante altre piccole cose quotidiane. Però se parliamo di calcio, il fatto di stare al campo tutti i giorni, allenare la squadra e portare i tuoi principi, le tue idee, i tuoi concetti, che sono sempre in continua evoluzione, perché guai a fermarti anche nel calcio, quello mi manca tantissimo e mi auguro quanto prima di poter riprendere. Ecco. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata, però ho ancora 2 curiosità da chiederti. Allora, la prima è, in eccellenza, è la prima categoria, la seconda insieme alla Serie D, dove si viene definiti dilettanti, però una persona che fa allenamento dal martedì al sabato e la domenica gioca, di dilettante a poco, nel senso è un lavoro a tutti gli effetti.
quanto è difficile conciliare la vita privata con quella del calcio, perché comunque ci si allena tutti i giorni. Sì, ma poi tieni presente che il fatto che l'allenatore è sempre a lavoro anche quando non ti alleni. Quando non c'è la seduta, perché io certo. passo tantissimo tempo, ho passato anche tantissimo tempo durante le stagioni scorse, anche quando sei a casa a rivedere le cose, a preparare le partite, a cercare delle alternative, delle combinazioni, cioè sei sempre al lavoro, mentalmente sei sempre al lavoro. E soprattutto nelle ultime 2 esperienze, quelle di Nuoro e quelle di Tempio, dove ci siamo allenati praticamente tutti i giorni, e lì ti rimane davvero poco tempo, perché poi il poco tempo che ti rimane lo devi dedicare anche a riposarti, a te stesso, a rigenerarti, altrimenti poi quando riprendi non hai neanche le energie giuste da riportare sul campo, perché attenzione, una delle qualità che secondo me deve avere un allenatore deve essere quella di essere sempre al top, fisico e mentale, perché se io voglio portare dei concetti e provare a convincere i miei giocatori di un qualcosa, il primo ad essere convinto di quello devo essere io. Se no non risulti credibile. Sia nella comunicazione che nei concetti, che nella lucidità con i quali li voglio portare da loro, con i quali mi esprimo, e per tutto questo ci deve essere anche una cura di te stesso, anche da un punto di vista fisico e mentale. Ti ho chiesto tante cose, c'è qualcosa che vuoi analizzare o che ci vuoi raccontare che magari a me non è venuto in mente di chiederti? Ma nello specifico in questo momento non saprei dirti, potremmo parlare di tante cose. E allora la chiudo chiedendoti qual è il sogno di Giuseppe Cantara dal punto di vista calcistico, un obiettivo, un qualcosa che dici, ecco, quando ho iniziato a fare l'allenatore un giorno avrei voluto fare questo. No, io ho sempre detto che ho iniziato per allenare la squadra del mio paese, sono partito umile. Allora, l'obiettivo è sempre migliorarti giorno per giorno, ok? E non dico neanche arrivare più in alto possibile nel calcio, perché poi quella è una questione anche di fortuna, di circostanze, sai, ci sono tante dinamiche, di possibilità. Qua in Sardegna insomma abbiamo anche un pochino, non dico dei limiti, ma siamo dentro certi equilibri nei quali dobbiamo gestirci. Però il mio sogno è quello di avere sempre l'entusiasmo per andare a fare delle cose che mi piacciono col massimo della serietà, della professionalità, e dovunque vado cercare di lasciare qualche traccia di quello che può essere stato il mio lavoro, fatto possibilmente nella maniera migliore possibile. Prima di concludere, intanto ti ringrazio per essere venuto. Ti volevo dire una cosa, noi non ci conosciamo di persona benissimo, nel senso ci siamo visti nei campi, certo. Non siamo amici, nel senso, quindi non te lo dico potremmo diventarlo. Non te lo dico per amicizia. Sei una delle poche persone nel mondo del calcio, e credimi che non mi capita mai, di cui non ho mai sentito parlare in maniera neanche leggermente negativa, perché io mi ricordo le esperienze, hai allenato ragazzi che io conosco bene, di cui sono amico, che ho avuto anch'io la fortuna in qualche esperienza di allenare, dirigenti che ti hanno avuto come mister, e tutti hanno parlato sempre bene di te. Questo te lo volevo dire perché non succede tutti i giorni. Siamo amici sui social e vedo anche i commenti di tutti. È possibile che qualcuno abbia mentito. Con me non credo, magari qualcuno. No, te lo volevo dire perché guarda, nel mondo del calcio tu ci sei da più anni di me, lo sai, spesso anche a volte per invidia, perché è vero, per mille motivi si tende, non c'è sempre, certo. Non si parla sempre bene di tutti, mettiamola così. Mentre di te veramente te lo volevo dire, ci tenevo quando... No, mi fa piacere, insomma, la cura dei rapporti per me è molto importante, però come ti ho detto sono capitate anche delle situazioni che purtroppo ci stanno, sono fisiologiche, dove qualcuno nei miei confronti si è anche risentito. Purtroppo però questo tu lo devi mettere in preventivo, fa parte del ruolo, e allora laddove è possibile cercare anche di accettarlo. Ecco, però mi fa piacere quello che mi dici, perché vuol dire che magari qualcosina di buono l'hai lasciato anche come ricordi nelle persone che insomma con le quali abbiamo interagito. Che poi alla fine è quello che conta, perché è vero che i campionati vinti rimangono e nessuno li toglie, però
quando poi torni, come hai detto, tu vai spesso a vedere le tue ex squadre, Sì, vieni sì. accolto La bene. la cosa più bella sono impagabile. i rapporti umani. Per me, io dovunque vado oggi, c'è sempre qualcuno che mi accoglie bene, e questa per me è la vittoria più grande. Dopo questa ultima frase, con cui mi trovo veramente totalmente d'accordo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per essere venuto ospite. Ti faccio l'in bocca al lupo per il torneo delle regioni, noi vi seguiremo sicuramente. Speriamo di avere un po' di fortuna, perché spesso la Sardegna non sempre per demeriti non ha ottenuto risultati, ma vero, spesso sono arrivati anche vicini anche per qualche dettaglio. Esatto. Anche perché, come hai detto tu, in 3 partite si gioca tutto, non è neanche facile. Non è semplice. Ti auguro ancora una volta in bocca al lupo, ti ringrazio, salutiamo i nostri spettatori, ringraziamo la GL Produzioni che ci permette di andare in onda. Vi invito ancora una volta a seguire tutti i nostri social e iscrivervi al canale YouTube, e non mi resta che augurarvi una buona serata. Grazie di nuovo, ci vediamo presto. Facci un giro, versano un po' di